Quindi lascerei la parola a Alessandro Maraschi della membro di gestione separata, che ci racconta un po' a livello invece proprio di fondamenta e di radici cosa si sta facendo per quanto riguarda la solidità della nostra cassa. Io veramente sono ben felice e orgoglioso di essere qua oggi, perché ho sentito delle ottime parole. Innanzitutto ringrazio chi ha organizzato, tutti i presenti e anche il Presidente Piazza, che ci ha onorato della sua presenza, Presidente dell'Empaia e Presidente nazionale degli agrotecnici. Allora, io sono nel comitato della gestione agrotecnici da diversi anni. Posso solo dire questo, che la Cassa nasce nel 98 in seguito alla riforma della previdenza, che ha obbligato nel 95 ad avere tutte le professioni una propria previdenza. Il Collegio Nazionale si è fatto portatore di una scelta di valutare se confluire la gestione separata INPS o cercare una soluzione diversa, una cassa autonoma o entrare in una categoria, in un ente già esistente. La soluzione è stata l'ingresso in Empaia. Empaia che ci ha accolto per primi, Empaia che ha modificato il proprio statuto per poter far entrare una gestione separata all'interno dell'Empaia, una cassa di primo pilastro con la legge 103 del 96, un ente Empaia presente dal 1935 e che ha sempre gestito il TFR degli impiegati e addetti all'agricoltura. La gestione è separata, quindi si sostiene con le proprie forze e non inficia il patrimonio dell'ente, però usufruisce di tanti servizi che sono messi a disposizione della gestione. Il Presidente Piazza, devo riconoscere, ha avuto un passato come consigliere e ha contribuito alla solidità dell'ente e col suo ingresso come Presidente ha portato quelle innovazioni che erano obbligatorie, che ormai si sentiva come una necessità impellente. Ha creato una struttura della finanza dove siede un dirigente che è proattivo, dottor Mereghetti, dal 2019. Dopo 4 anni di difficoltà dove l'ente era carente di una figura di questo tipo, e per cui la difficoltà della nostra gestione è stata quella di avere la consulenza negli investimenti, che si è limitata a quegli investimenti nel settore obbligazionario, però con un'ottica di risultato contenuta. Poi teniamo presente che dal 2012 al 2017 la redditività è scesa a livelli minimi. Addirittura le rivalutazioni per legge dei nostri rendimenti nel 2013 erano negativi, cioè la rivalutazione per legge che avremmo dovuto dare, indipendentemente dal nostro risultato economico, che era positivo, era sotto zero, era meno di zero, e con l'inserimento di questa struttura voluta in modo determinato dal Presidente Piazza abbiamo finalmente avuto la possibilità di vedere una struttura che seleziona gli investimenti, li spiega, perché spesso sono prodotti abbastanza complessi, e fino adesso vediamo in questo esercizio le aspettative sono molto interessanti. Ha creato una struttura a livello di previdenza per la nostra gestione, dopo 1 anno e mezzo di difficoltà che noi come membri del comitato, come parafulmini, ricevevamo da tutta Italia per carenza di risposte, di necessità, quali il rilascio del DURC, che è una cosa fondamentale per il professionista, perché nel momento in cui te lo chiedono o lo dai oppure perdi l'appalto, perdi la gara, perdi la possibilità di lavorare. E lo scorso anno è partito un ufficio dedicato alla nostra gestione, con a capo un responsabile che è il dottor Boatto, che in precedenza chi ha avuto modo di sentire gli uffici per via telefono conosceva già, perché faceva parte della struttura che però era in comproprietà con un'altra gestione.
Adesso abbiamo proprio una struttura e infatti io posso dire al Presidente Piazza grazie, perché non abbiamo più ricevuto noi amministratori quelle telefonate che erano anche, ci mettevano anche in difficoltà un po' con l'iscritto, che è la base, cioè noi siamo lì perché c'è l'iscritto che lavora, l'iscritto che versa e l'iscritto che chiede un servizio. È un anno che queste problematiche si sono ampiamente risolte. E poi ha creato anche una struttura moderna per quanto riguarda il settore bilancio. Non si fa più il bilancio consultivo e preventivo, ma c'è un'attenzione a come cresce il nostro patrimonio, perché ci sono titoli che danno cedole, ci sono titoli che vanno in scadenza, ci sono delle necessità di rinnovare i titoli in modo tempestivo, non lasciare giacenze esagerate sul conto come è successo per 4 anni. Adesso siamo veramente in attesa che entrino i contributi del 15 di ottobre per poter poi investire a novembre. Quindi abbiamo un preconsuntivo che guarda a ottobre come sono andati i primi 10 mesi e oggi ho qui dei dati che vi posso leggere. Abbiamo il preventivo 2022 e poi anche a metà dell'anno si guarda se il preventivo che si era fatto nel mese di ottobre a giugno sta seguendo l'andamento che ci si era prefigurati. Quindi un grazie veramente al Presidente Piazza, perché grazie a lui, che è un uomo di squadra, che comunque da precedente campione di rugby ci tiene a operare in sintonia col gruppo. Il nostro comitato è formato dal Presidente Piazza, da 6 membri eletti dalla categoria, cioè da voi, e da un vicepresidente, che è il vicepresidente Rettini, che è un membro del Consiglio d'amministrazione, e poi da un rappresentante del Ministero, che è il dottor Busacca, in questo caso qui, il Ministero del Lavoro. Quindi non è un organo solo di agrotecnici, è un organo che è sottoposto al controllo del Ministero del Lavoro tra i componenti del comitato. C'è un collegio sindacale che ha 2 rappresentanti, uno del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, quindi soggetto a tutti quei controlli di rito. Abbiamo i controlli della Corte dei Conti, abbiamo diversi controlli della Consob, della Covip, ecco. Cioè la nostra attività non è libera, è soggetta a parecchi paletti, e questi paletti è giusto che ci siano, perché noi non siamo nati esperti di previdenza, siamo agrotecnici che ci siamo distaccati dall'attività principale per dedicare tempo alla previdenza. Ecco, per quanto riguarda l'intervento del Presidente Moretto, ecco, anche nel nostro caso possiamo dire che i 3 punti che ha ricordato si riflettono anche nella composizione del comitato. Anche noi abbiamo un'ottima coesione, i 6 rappresentanti che sono espressione del nord, 2 persone, e del centro e del sud, fino ad oggi hanno sempre lavorato sia in passato che nell'attuale compagine in modo coevo. La diversità anche nostra, perché tra i nostri colleghi ci sono laureati in agraria, laureati in giurisprudenza, ci sono agrotecnici diplomati, ma ci sono anche altre esperienze universitarie. E poi anche la passione. Infatti noi siamo partiti piccoli nel 98, però abbiamo avuto in questi ormai 4 anni di vita operativa presso l'Empaia, una crescita costante. Adesso non so se è possibile far vedere la tabella sulla crescita, ad esempio, degli ultimi 10 anni. Abbiamo un incremento medio dei nostri iscritti alla cassa attivi del 6,46% medio l'anno. No, non ci sono le tabelle, non è possibile. Vabbè, fa niente, ve lo faccio vedere, lo lascio qui per il futuro. Comunque abbiamo un confronto con le altre 2 categorie tecniche. Gli agronomi sono cresciuti dal 2012 al 2020 dello 0,79% come professionisti,
e per i agrari dello 0,35%. Quindi la nostra categoria dal 2012, periodo in cui eravamo ancora nella crisi economica, ad oggi, al 2020, la crescita è costante, tant'è vero che l'ultimo anno, l'anno della pandemia, il 2020, si è chiuso con una crescita del 5,37%, mentre i periti agrari hanno avuto una perdita dello 0,06% e gli agronomi dello 0,44%. Questo vuol dire che molti professionisti, molti laureati nelle varie facoltà che permettono l'accesso all'esame di abilitazione di agrotecnico hanno scelto la nostra categoria e stanno scegliendo ancora in questi giorni la nostra categoria, perché noi abbiamo un buon numero di iscritti in quest'anno. Teniamo presente che abbiamo fatto gli esami di Stato a maggio e quindi le nuove iscrizioni arrivano adesso e si conta di arrivare sulle 180 iscrizioni a fine anno, che è un buon incremento superiore a quello dell'anno scorso. Ecco, per quanto riguarda chi non è iscritto alla cassa, deve sapere che quando inizia l'attività, l'inizio dell'attività può essere l'emissione della ricevuta fiscale come prestazione occasionale o l'apertura della partita IVA, entro 30 giorni deve iscriversi alla cassa di previdenza. Deve iscriversi alla cassa di previdenza. Sì, ecco. L'obbligo contributivo minimo è il 10%. Ecco qua. Qua si vede una crescita costante di iscrizioni grazie sicuramente all'attività posta in essere a livello di collegio nazionale, collegi locali e di partecipazione, alle manifestazioni presso le scuole di agraria e le facoltà di agraria, le varie facoltà, che hanno fatto conoscere la categoria. Il nostro problema era la conoscenza, non ci conoscevano. Da quando ci siamo presentati nell'università o anche nelle scuole, perché i professori di agraria, dell'Ipsia di Lodi, dove io ho studiato, o quelli di Milano, non dicevano ai ragazzi: guardate che dopo potete fare la libera professione. Gli indicavano di andare a fare l'esperto lattiero-caseario nel caseificio lì a Lodi, oppure dal florivivaista a Stresa. Ecco. Questo ha permesso una crescita costante negli ultimi 10 anni, unica categoria nel settore agrario. Ecco. Dicevo che il contributo minimo è il 10%, nella nostra cassa ciascuno può organizzarsi il proprio futuro previdenziale scegliendo un'aliquota diversa ogni anno, fino a un 26%, che ritorna sempre al 10 l'anno successivo, quindi ogni anno uno deve fare la scelta. Questa scelta viene fatta per il giovane normalmente al 10% perché ha poco reddito. Per il professionista affermato l'orientamento va per aliquote più alte, abbiamo notato, anche perché, ricordo, l'importo che si versa a titolo di contributo soggettivo e di maternità è interamente deducibile dal proprio reddito, non detraibile, è deducibile dal proprio reddito. Versi 4.000 euro, deduci 4.000 euro. E questo è molto importante perché si trova nel regime forfettario, cioè con un reddito inferiore ai 65.000 euro, è vero che paga le tasse solo sul 78% perché il 22% si dà per scontato che è un costo, anche se non è giustificato, ma il calcolo del pagamento di quelle tasse è fatto sulla differenza della quota che si versa a titolo di contributo soggettivo, capito? Quindi l'unica cosa che si porta in deduzione, ad esempio molti sono nel regime forfettario, è proprio il pagamento della previdenza. Allora a quel punto lì, quando si vede che si è fatturato nel mese di ottobre, che ormai siamo a 2 mesi dalla fine dell'anno, cosa si fa? Si opta per l'aliquota magari maggiore, perché così si mette da parte più denaro per la propria futura pensione piuttosto che da pagare le tasse poi a giugno o a luglio. Ecco. A proposito di questo, ricordo che noi siamo stati la prima cassa in Italia
tant'è vero che si parla di sentenza in paia agrotecnici. Nel 2014, dopo un lungo periodo di contenzioso, a ottenere la possibilità di rivalutare i risultati, i rendimenti dei montanti, non in base a quello che prevede la legge, ma in base agli effettivi risultati conseguiti negli investimenti finanziari. Questo cosa ha permesso? Ha permesso di dare qualcosa in più rispetto alla media del prodotto interno lordo dei 5 anni precedenti la rivalutazione, così diceva il legislatore nel 1995. E la sentenza del Consiglio di Stato ha spiegato che quello è il minimo che si deve dare, però se i soldi dei previdenti, che sono stati dati in gestione alla cassa, hanno reso di più, è giusto che venga premiato, vengano ritornati ai previdenti quei maggiori risultati conseguiti negli investimenti di quell'anno. Naturalmente non tutti, perché c'è l'obbligo di riserva per i futuri disastri, diciamo, però noi c'è una tabella che fa vedere, c'è un grafico che fa vedere. Ecco, no, adesso abbiamo questa tabella qui che indica come un montante che sarebbe l'accumulato da un professionista di un'altra categoria. Ecco, questo qui è il grafico che volevo farvi vedere. Noi sulla fascia blu abbiamo indicato le rivalutazioni che abbiamo riconosciuto e ottenuto dai ministeri vigilanti come extra rendimento rispetto a quello che era la media del PIL di quello che per legge tutte le casse fanno, la riga rossa. La differenza è importante, perché adesso vedete ad esempio 2011 1,6 rosso, noi abbiamo dato 2,4, è 1,5 punti in più. E così adesso siamo in fase di riconoscere il 17, 18, 19 al 3%. E infatti voi vedete che il rendimento che abbiamo dovuto riconoscere per legge era stato l'1,82. Portarlo al 3% vuol dire raddoppiare, vuol dire che il montante dell'iscritto aumenta notevolmente rispetto a un altro concorrente, a un altro di un'altra categoria. E questo l'ha ottenuto la piccola gestione degli agrotecnici nel 2014, prima copiata da altre casse, non tutte, alcune hanno potuto farlo e se facciamo il raffronto con la tabella successiva che fa vedere due montanti da 100.000 euro che partono nel 2011, quando noi abbiamo cominciato questa attività. Naturalmente nel 2014 abbiamo avuto la sentenza è il risultato di un'attività che è stata bocciata nel 2011. Quindi una volta ottenuto un riconoscimento abbiamo rivalutato tutti gli anni precedenti e adesso stiamo rincorrendo e siamo in fase di attenzione da parte dei ministeri per la rivalutazione del 17, 18, 19, poi ci sarà quella del 20 e poi saremo allineati. In base ai risultati conseguiti quell'anno, in ciascuno anno, chiediamo di dare di più perché sono soldi dei previdenti. Il contributo soggettivo è denaro che è inattaccabile, qui il Presidente Piazza lo può sostenere, le spese per il funzionamento della gestione è dato dal contributo integrativo. Contributo integrativo che paga il committente. Il committente è solidale col professionista, paga il 2% e per professionista lo usa come partita di giro, cioè lo gira nel mese di novembre per quello che ha incassato tra il 1° di gennaio e il 30 di settembre e poi la differenza dal 1° di ottobre al 30 dicembre con il saldo che è sempre nel mese di luglio o agosto a seconda del termine per pagare le tasse normale. Il termine normale per pagare le tasse, noi nel regolamento abbiamo messo 30 giorni dopo il pagamento normale per le tasse per non far combaciare lo stesso giorno queste scadenze che sono importanti per i professionisti. Ecco qua. Allora, quello che voglio far apparire è che con un montante di 100.000 euro uguale per il professionista agrotecnico sulla tabella di sinistra e uguale per un professionista di un'altra cassa che non usa questo strumento nostro di rivalutarlo in base ai risultati effettivi, abbiamo che nel corso degli anni, come ricollegandoci alla tabella precedente, il risultato è notevole. Al 31 dicembre 2020
l'iscritto agrotecnico si trova a 121.000 euro e 433, l'iscritto a un'altra cassa, ad esempio la gestione separata INPS non fa la rivalutazione extralegge, fa quella per legge, si ferma a 109.000 euro. La differenza, 9.895 rispetto ai 21 che ha acquisito e accumulato l'agrotecnico, rappresenta solo nei 10 anni un 116% in più. Cioè 9.000 euro è meno, cioè i 21.000 euro sono più del doppio di 9.000 euro, quindi 116%. Questo vi dice come il comitato, nelle persone che si sono succedute nel corso degli anni, fin dal 2011, quando la situazione era con la media del PIL conseguente alla crisi economica del 2008, che si è vista proprio nel 2011-2012, perché 5 anni precedenti sono 8, 9, 10, 11, 12, praticamente portava a zero il risultato, o prossimo allo zero, e quando invece i nostri risultati degli investimenti in titoli, in obbligazioni o in fondi ci dava dei risultati del 4-5%, che naturalmente adesso siamo sul 3%, almeno nel 2020, e la stima del preconsuntivo per i risultati delle vendite, degli acquisti e delle cedole incassate all'8 di ottobre ci dice che nei 10 mesi abbiamo fatto più 4,13%, che su base anno diventa quasi un 5%. Quindi, pur essendo in un periodo di crisi, perché siamo stati fermi, eccetera, gli investimenti fatti con la struttura finanza e suggerimenti e l'attività proattiva di questo manager che ci chiama, ci dice ti mando questo, poi te lo spiego, facciamo una commissione, ci confrontiamo perché va bene per voi piuttosto che non va bene per la categoria, ci ha portato ad avere quasi il 5% su base annua per il 2021, che è un risultato del tutto eccezionale. Quindi, andando avanti, mi si chiedeva quali sono le novità della cassa. Allora, nel corso del 2020, con la crisi del Covid, ci siamo bloccati tutti e è la prima volta che vedo il Presidente in piazza direttamente, perché io dal 20 di febbraio del 2020 non sono più sceso a Roma. Abbiamo fatto tutto in videoconferenza, anzi se prima le riunioni erano ogni 45 giorni, a distanza sono diventati quasi pesanti da sostenere. Ogni 25 giorni c'era una riunione, diciamolo chiaramente, perché c'era un'attenzione, pur essendo anche dipendenti in smart working a Roma, c'è stata un'attività molto, molto attiva. Allora, abbiamo deciso di modificare il regolamento e posso dire che dal 1 gennaio 2022 intervengono 3 modifiche. Una sull'articolo 4, il passaggio del contributo integrativo dal 2% al 4%. Perché? Perché innanzitutto abbiamo visto che le altre casse similari alle nostre sono arrivate addirittura al 5%. Quindi abbiamo ritenuto che aumentare il contributo integrativo che paga il committente deve essere finalizzato non a incassare di più, perché col 2% noi paghiamo i servizi e ci avanza per attività extra, con partecipazione ai convegni, contributi alle manifestazioni di questo tipo, il libro agenda che mandiamo a tutti gli iscritti da anni. Però avevamo deciso di aumentarlo per destinare che cosa? A parte il 2% che serve per il funzionamento degli uffici, un punto e mezzo servirà per destinarlo al montante contributivo di ciascun professionista. Quindi se noi abbiamo fatto il 4 e rivalutiamo ad esempio il 3, possiamo metterci un punto e mezzo in più. Perché? Perché è un'attività che non costa niente al professionista, è il committente che si sobbarca questo onere, perché intanto se va dall'agronomo paga se va ad esempio da un perito industriale paga il 5%, se va alla pluricategoriale dove ci sono gli agronomi paga il 4%, se va da un geometra il 5%,
se va da commercialista il 4%, se va da ragioniere il 4%, se va da un ingegnere sempre il 4%. E poi lo 0,5 serve per finanziare un fondo che abbiamo istituito nuovo e che partirà dal 1 gennaio 2022, un fondo di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. È un fondo che si implementerà nel corso del 2022, perché adesso è 0, e alla fine del 2022 sapremo di quanto si è incrementato e faremo delle gare d'appalto per vedere che tipo di prodotto le compagnie di assicurazione possono offrire in sostituzione o da affiancare a quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, come hanno molte categorie di impiegati, non so, l'assicurazione sanitaria di chi lavora alle poste o in banca. Questo servizio, in base a come si incrementa il fondo, verrà dato agli iscritti in regola con i contributi, naturalmente, e ci saranno delle caratteristiche in modo inversamente proporzionale a quanto uno versa alla cassa, cioè uno che mi versa poco di contributo integrativo non posso dargli la copertura sanitaria integrativa pagata al 100% dalla cassa, gliela darò in funzione di quello che è il suo contributo. Quindi ci saranno delle fasce, almeno questo è l'orientamento del comitato. Poi invece se le entrate sono notevoli si può anche valutare diversamente. Quindi abbiamo detto il 4% dal 1 di gennaio 2022. Non è un onere per il professionista, permetterà di avere un maggior montante contributivo, e non è poca cosa, pagato dal professionista, e la partenza di un fondo sanitario di assistenza integrativa, che vedremo operativo penso alla fine del 2022 o inizio 2023. Ecco. Un'altra novità è stata l'istituzione di un fondo di solidarietà. Noi non avevamo un fondo di solidarietà, la nostra cassa aveva una media di età quando siamo partiti che era sui 38 anni, adesso siamo a una media di 44 anni. Però si è sentita l'esigenza con il Covid di dare un aiuto a situazioni di difficoltà oggettiva degli iscritti. Allora, a questo punto abbiamo introdotto l'articolo 29 che riguarda l'iscritto e i familiari fiscalmente a carico. Lo leggo perché è talmente lungo l'articolo che non lo leggo tutto, però in sintesi. Ed è destinato a 3 tipi di situazioni di notevole gravità, gravi malattie, gravi infortuni, decesso dell'iscritto, malattie pandemiche, ormai ci siamo, le mettiamo dentro. Nascita del figlio, premio al figlio per il percorso scolastico e universitario. Un figlio perché il regolamento, essendo partito, ce l'hanno bloccato per alcune particolarità e lo hanno finalizzato a un figlio, perché dice non sappiamo come si sviluppa, poi come si implementa il fondo, fate la modifica, i ministeri la valutano positivamente e quindi si può estendere anche ad altri figli, però per il momento è quello. Per quanto riguarda quindi questo fondo partirà con 400.000 euro di dotazione e si incrementerà ogni anno in base ai risultati conseguiti. Allora, stavamo dicendo, ho qui il bilancio preconsuntivo 2021, su 10 mesi quali sono i risultati? Devo essere più sintetico? Ho 5 minuti, scusate ma mi avete chiesto di parlare della cassa e io sono qua a parlare della cassa, se no penso che i ragazzi che sono qui abbiano l'interesse. Va benissimo. Benissimo, ma io poi ci sono fino a stasera, mi fate tutte le domande che volete. Allora, per quanto riguarda i dati ultimi della gestione, evidenzio che nei 10 mesi passati, numeri, nuove iscrizioni più 5,1%, che su base anno è un 6,12% in prospettiva. Contribuzione, pur essendo nel 2020 quello che è successo, abbiamo avuto un incremento del 6,4% delle entrate di contribuzioni. I proventi finanziari ci danno risultati del 7,7%.
Poi bisogna vedere poi a fine anno, perché noi abbiamo investimenti anche in altre valute, bisogna vedere come chiude la valuta rispetto al 1° di gennaio, però questi sono i risultati. Il rendimento finanziario è attestato su 10 mesi a 4,19, che diventa oltre il 5% su base anno, però è tutto da vedere. Allora, ricordo anche che la Cassa non fa solo incassi e investimenti e paga le pensioni, abbiamo pochissime pensioni, il rapporto abbiamo un pensionato ogni 46 attivi, quindi è sostenibile a 50 anni, abbiamo l'attuario che ogni 3 anni ci fa la valutazione e non ci sono problemi. Allora, per il Covid abbiamo anticipato per conto dello Stato quasi 2 milioni e 5 mila euro dei nostri soldi, non del contributo soggettivo, ma dell'accantonato nel corso degli anni del contributo integrativo, no? Per dare i famosi 600 euro il mese di marzo e aprile e 1000 euro per il mese di maggio, che proprio nei giorni scorsi ci sono stati ritornati le ultime cifre, ci mancavano 20.000 euro. Poi abbiamo ottenuto la sospensione dei versamenti che si dovevano dare proprio per il Covid, abbiamo ottenuto la sospensione della rateizzazione di chi aveva la rateizzazione in corso fino al 31 di gennaio di quest'anno. Abbiamo dato la possibilità di pagare ratealmente in 5 mesi dopo il 31 gennaio senza chiedere interessi, ed non è una nostra autonomia, ma devono essere i ministeri vigilanti che ce la devono approvare. E a tutela dei nostri professionisti abbiamo appoggiato lo scorso anno, all'inizio di quest'anno, la causa contro l'AGEA, promossa dal Collegio Nazionale, e la stiamo appoggiando adesso al Consiglio di Stato per l'appello, per far riconoscere il diritto della Cassa e del Collegio Nazionale di svolgere questa attività giudiziaria a tutela del proprio iscritto, a tutela della possibilità dell'iscritto di svolgere la professione non come impiegato o dipendente, ma come libero professionista, come sempre fatto. Ultima cosa, la prossima settimana aprirà uno sportello previdenziale che tratterà direttamente in videoconferenza chi è interessato ad avere una risposta da un membro del comitato. Funzionerà con una piattaforma GoToMeeting, si selezionerà la persona con la quale si vuole parlare, me o con qualcun altro, fisseremo l'appuntamento, si indicherà per sommi capi il quesito e si avranno le risposte per un contatto diretto senza dover venire a Roma o muoverci noi. Ricordo a tutti che è possibile ricongiungere i contributi versati in altre casse di previdenza. Una volta che si è iscritti da noi, si può fare la domanda ai nostri uffici in Paia per poter ricongiungere quei contributi versati o come dipendente INPS o come gestione separata INPS grazie a una sentenza dell'ottobre 2019, in precedenza non era possibile farlo, o in qualunque altra cassa, e portarli presso di noi. C'è una legge, la legge 45 del 90, articolo 2, che dice che l'ente che deve trasferire questi denari deve rivalutarli al tasso composto del 4,5%. Vuol dire che c'è un premio per portare via i soldi e portarli da noi. Questo è molto importante, il tasso del 4,5% composto è come avere una rivalutazione ulteriore di un altro anno senza aver lavorato, come in quella gestione. E qui mi taccio. Ringraziamo tantissimo.